Una collezione di abiti di scena arabo-normanni dell'antica sartoria Pipi Costumi Teatrali è in mostra nella torre di San Nicolò di Bari nel quartiere Albergheria a Palermo. L'ha visitata per noi Maria Azzolini. Terra da Mare è una cooperativa animata da giovani che opera nel popolare quartiere dell'Albergheria Ballarò di Palermo e che gestisce la torre di San Nicolò, recentemente restaurata e tornata fruibile per il pubblico. In questi giorni il monumento che domina il centro storico cittadino ospita una serie di abiti realizzati dalla sartoria Pipi di Palermo usati come costumi teatrali. La storica sartoria è nata nel 1845 ed è famosa per avere confezionato i costumi teatrali di diverse opere importanti anche a livello internazionale. I manufatti esposti, in particolare legandosi all'epoca della torre che ospita questa mostra, rievocano il periodo arabo-normanno. Due ragazze in particolare durante la mostra indossano i costumi di damigelle normanne che partecipano al palio di Piazza Armerina. Francesca Pipi porta avanti il lavoro della sartoria. In passato alcuni abiti sono di spettacoli che si sono fatti, per esempio un simbolo Boccanegra a Ferrara ai tempi di Abbado con la direzione di Abbado, piuttosto che in Francia con alcuni costumisti e registi di fama internazionale, quindi sono abiti che comunque sono stati utilizzati un po' in giro per il mondo, oltre che nell'ambito nazionale.